A tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, prima corsa di questo sabato 3 agosto. Iniziano i gentleman, ritirato Fari Blade, lo schieramento 1 Fanny Guy TC, 3 Figaro del Circeo, 4 Phil Love Bus, 5 Fosca Griff, 6 Frankie Matley, seconda linea 7 Fair Play Fox, 8 Frida Pax, 9 Fiona 3B, 10 Fenice dei Greppi. Pronostico che vede praticamente 3 cavalli sulla stessa linea, Fanny Guy TC, Phil Love Bus e Frida Pax. Tanto sbaglia Fosca Griff e si avvantaggia numero subito 5 Phil Fosca Love Griff Bus, squalificato. va a condurre nei confronti di Figaro del Circeo. Partita molto bene, quindi Phil Love Bus che ha conquistato subito la testa e ha i percorsi esterni, c'è Fenice dei Greppi che si industria a lato di Figaro del Circeo. Dopo i primi 200 metri in 16,3 se ne vanno i 400 iniziali nell'ordine del 31,8, andatura moderata. Per il momento al largo c'è anche Frankie Matley che forma una seconda pariglia. E intanto se ne vanno i primi 600 metri di gara con Phil Love Bus che ha potuto graduare a piacere fin qui, 48,3 il passaggio ai 600 e davanti alle tribune sempre Phil Love Bus che fa l'andatura, in seconda posizione Figaro del Circeo, poi percorsi esterne si impegna sempre Fenice dei Greppi, in terza posizione alla corda c'è Frida Pax, ha preso le vie del largo anche Fanny Guy TC che notoriamente non è veloce e segue le mosse di Frankie Matley in seconda pariglia. Ora Frankie Matley sposta in terza corsia dopo un chilometro completato in 1,19, lo scatto di Frankie Matley che va sulla testa o perlomeno sospinge Fenice dei Greppi su Phil Love the Bus che è sempre in testa ma sembra accusare lo strappo in 14,6, si mantiene comunque al comando e rimane in terza ruota Frankie Matley, corsa che è entrata decisamente nel vivo e siamo a 300 scarsi dalla conclusione con una terziglia al comando. Phil Love Bus all'esterno Fenice dei Greppi, in terza ruota è Frankie Matley, retta d'arrivo con Fenice che insiste, si difende comunque Phil Love Bus, a centropista Frankie Matley che perde qualche battuta, finale l'errore di Fenice dei Greppi che lascia così la vittoria a Phil Love Bus, mentre per il secondo dovrebbe essere il numero 1 Fanny Guy TC che ha ragione di Frida Pax, ma da rivedere sicuramente l'arrivo con 2 rotture, quella di Frankie Matley prima e poi quella di Fenice dei Greppi che stava attaccando. Andiamo a rivedere gli ultimi metri fatali a Fenice dei Greppi che stava attaccando decisamente Phil Love the Bus dopo un percorso totalmente allo scoperto. Aveva ancora da dire la sua, ma poco prima del traguardo ha sbagliato. Il secondo posto così va a Fanny Guy TC, il terzo a Frida Pax. La vittoria invece non sfugge a Phil Love the Bus in percorso di testa, Roberto Michelotto in sediolo per conto di Manuel Pistò.